Covid, il virus del secolo, stiamo imparando a conoscerlo ora. Mese per mese, giorno per giorno, si pesa tutto, si calcola ogni minima variazione dell'epidemia, si tiene conto di tutte le indicazioni. Oggi, 23 marzo, dopo tanti, troppi morti, i dati dicono che il coronavirus ha cambiato i suoi riferimenti, non punta più solo agli over 80. Adesso l'età media di chi entra in ospedale è diminuita, ma è aumentato il numero di chi finisce in rianimazione. In media un positivo su 200 ha bisogno della terapia intensiva. C'è una riduzione molto importante degli ultraottantenni. Quindi gli ultraottantenni che nella prima ondata erano molti di più, però già nella seconda ondata erano oltre il 5%, adesso si sono dimezzati. Quindi oggi noi abbiamo un 2,5% di ultraottantenni, un 37% nella fascia 70-80 e altrettanto 37% nella fascia 60-69. Rimangono il 15% tra i 50 e i 59 e rimane un 7% sotto i 50. Sul fronte dei vaccini la campagna sta procedendo. Nelle ultime 24 ore in Veneto sono state inoculate 17.224 dosi. I medici di medicina generale si stanno attrezzando e stanno partendo un po' ovunque. Noi, voi sapete, abbiamo già chiuso l'accordo con i specializzandi e stiamo invece ci stiamo confrontando con altre 2 professioni che sono disponibili e che sono state individuate in base al piano vaccinale nazionale per aiutare i nostri punti vaccinali, che sono gli odontodiatri e i specialisti ambulatoriali interni, SAI. Molto più avanzata la questione con i specializzandi e con le 2 università, altro discorso invece con le farmacie che incontrerò domani, sia per il discorso dei potenziamenti dei sistemi di prenotazione, sia anche per l'eventuale loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, anche se poi deve seguire anche degli accordi nazionali.